a piccoli passi verso un grande futuro. Il settore giovanile del Bassano cresce e lo fa puntando soprattutto sui bambini e sull'attività di base con una serie di iniziative e collaborazioni che coinvolgono i piccoli campioni di domani sia in campo che fuori. Questo per il Bassano Calcio è l'anno zero per quello che riguarda il settore giovanile, le prospettive sono interessanti, si può crescere, si deve crescere, quando si parla di futuro non si può fare a meno di coinvolgere i più piccoli. Numeri importanti per l'attività di base, abbiamo qui il responsabile Andrea Cantere. Buonasera. Allora con quest'anno zero, finalmente siamo riusciti a far ripartire il nostro settore giovanile giallorosso. Ai nastri di partenza già da settembre siamo riusciti a far partire tutte le varie squadre di tutte le categorie, quindi dopo i vari gruppi dei giovanissimi degli allievi, adesso sono impegnati nei vari campionati anche le squadre degli esordienti, le squadre dei pulcini e con grande soddisfazione anche le squadre dei primi calci e dei piccoli amici che sono impegnate nei vari impegni con la delegazione di Bassano. Per crescere serve l'aiuto dei più grandi, in questo caso dell'Atalanta, perché l'affiliazione con i bergamaschi è stretta ed è molto promettente e riguarda da vicino anche i bambini del Bassano. Sì, dopo i proclami estivi adesso si è passati alla vera attività, all'attività in campo, quindi già da qualche settimana i rapporti si sono consolidati con una prima amichevole con dei nostri ragazzi che sono andati al centro di Zingonia per una prima amichevole e una visita molto gradita del responsabile dell'attività di base Stefano Bonaccorso, che è venuto a trovarci con una formazione per i nostri allenatori e con un allenamento per i nostri ragazzi. E allora il filo conduttore di questa breve intervista è il futuro, parliamo di quello che verrà, cosa bolle in pentola per il settore giovanile giallorosso, chiaramente riferito all'attività di base, e come sono i rapporti con tutte le società affiliate della zona. Beh, per parlare dei più piccoli, in cantiere c'è allo studio un progetto per l'avvicinarsi con la nostra società alle scuole primarie del comprensorio e stiamo studiando appunto un progetto ad hoc in cui vedrà dei nostri interventi ad affiancare le maestre nell'attività motoria. Speriamo sia un successo per il futuro. Con le società affiliate del comprensorio adesso cercheremo proprio prossimamente di consolidare questa partnership con loro, stringendo i legami con collaborazione, condivisione degli obiettivi e molta trasparenza.